Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. Vai che siamo alle ultime giornate, ultime insomma, mancano 10 partite, però abbiamo un vantaggio devastante sulla seconda. Siamo Leeds Bolton, giochiamo con i tre giovanissimi, Grimaldone, Boga e Werner, che devono crescere per il prossimo anno. Vai ragazzi, andiamo, speriamo bene, siamo all'Elland Road, cerchiamo di vincere queste restanti partite il prima possibile per poi ipotecare già il primo posto e andare veloci, mi gioco io le ultime partite per poi, come si dice, andare alla grandissima sulla nuova stagione con il calcio Mercatus Comendiano. Vai ragazzi, ok, molto bene, buona fortuna ragazzi, offensiva, qua è tutto a posto, ok, e andiamo ragazzi. Leeds Bolton. Inizia la partita. Dai, cerchiamo di portare a casa i 3 punti, far crescere sti giovani. Murphy si è già un po' infortunato, molto bene Murphy. Austin, Boga, Boga di testa, Werner traversa. Mamma mia, però l'intesa Boga-Werner è qualcosa di schifosamente schifoso, eh? Veramente. È una cosa devastante. Dai, Fioi, dai. Boga. I giocatori stanno crescendo alla grande, grazie agli allenamenti comendiani e preparatori. Occhio, no, gol. Mamma mia, miracolo di Cracker Doria. Cracker Doria si incazza però. Vai, Austin, niente da fare. Dai ragazzi, dai. Niente, un primo tempo abbastanza palloso, a parte la traversa di Werner. Dai ragazzi però, dai Fioi, dai. Niente, primo tempo disastroso all'Elland Road, una noia mortale. Niente, primo tempo del cazzo. Dai, impegnatevi cazzo. Werner incazzato, ora ti va fuori dai coglioni. Ed è molto stanco anche Murphy. Vai, Christopher Kramer. Vai, Fioi. Infortunato giocatore del Bolton. Dai, Ocampos. Mettila in mezzo, Lis. Cosa ha parato il portiere del Bolton? Non ci credo, ragazzi. Ma dai, però. Ma dai, cazzo, un miracolo senza un senso logic. Senza un senso logic. Fioi sveglia. Fioi, 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 sveglia. Dai, ragazzi, svegliatevi. Niente, dormono questi, dormono. Beck, Kramer, Ladley, Doria. Cracker Doria sbaglia, può ripartire il Bolton. Attenzione, bravissimo Cracker Doria. Vai Ocampos, vai Ocampos, Ocampos se ne va. Ocampos! Ma che cazzo tira da là? Ma che cazzo tiri da là Ocampos? Ma che cazzo fai? Mando cazzo vai? Ma che cazzo fai? Mando cazzo vai? Vai, niente, proprio partita orrenda. Dai, l'ultimo minuto, dai Grimaldi, testa qualcuno! Con questi giovani pazzi. Vedi, purtroppo questi giovani sono un po' discontinui, questa è la gran pecca, che d'altronde hanno 17 anni, 18. Cioè. Quindi poi non possiamo pretendere cose mostruose, solo che se facevo 3 punti magari chiudevo prima la pratica, occhio. Bravissimo Beck, vai Beck, o Campos, vai, vai Martis, Oba fuori! Fuori di Oba! Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Niente, è finita. Finita ragazzi, uno spento, grigio, schifosissimo, 0-0. Vabbè. Pac Scienzus, fischio finale, Leeds 0, Bolton 0, partita di merda.
Vai raga, Leeds Millwall, ancora in casa. Era un recupero quello, quindi siamo a 20 punti di vantaggio ragazzi, cioè 20 punti, vogliamo serare sto campionato de merda. Mi fai sto favore, Fioi, ho messo la titolarissima a parte i biondini, al posto di Nobel che è morto, Murphy. Non mi convince su sto Murphy, cazzo, è troppo discontinuo, no, veramente hanno il morale a pezzi, voglio la vittoria, punto e anche basta. Dai ragazzi, i giovani devo tenerli con calma. Vai. Il prossimo anno devo cominciare a pensare già agli acquisti per la Premier, sarà dura, perché comunque ci avrà un budget che massimo, se proprio mi va di culo, col bonus e tutto, potrei arrivare a 15 milioni magari, ma la vedo dura con qualche cessione. E bisogna fare una squadra veramente devastante, cioè quantomeno una squadra da Europa League mi piacerebbe, però è chiaro che il primo anno in Premier, che c'è l'obiettivo è la salvezza comunque, Fioi, c'è di più, non posso fare, dai ragazzi. Bravissimo Beck, Ledley, Biondini, Austin, Martins, Oba, Oba, peccato. Comunque l'Oba femmina mi è piaciuto, cioè mi piacerebbe in attacco comunque prendere un bestione perché chiaramente Werner cioè, è dura che subito in serie in Premier League possa fare sfracelli e Martins comunque è un giocatore insomma sicuramente no da Premier League poretto. Ocampos, ladri, palo. Non sanno più segnare, i nostri giocatori non sanno più segnare. L'Huddersfield cosa combina? L'Huddersfield sta perdendo, incredibile. Incredibile, Diouf. Diouf di testa qualcuno, niente da fare. Niente da fare. Fallo, porco, disgraziato. E tu? E tu? Rosso, merda umana, red card, red card. Cartellino rosso, taranana, cartellino rosso. Occhio, dai Fioi. Bella, vai. Oh, Campos in mezzo, palo. Palo, palo. Incredibile, palo. Incredibile, palo. Incredibile, ragazzi. Incredibile. L'Huddersfield sta vincendo 3-2, pazzesco. Partita micidiale contro il Blackpool. 0-0 ancora, eh. Ragazzi, la squadra veramente... sta mollando la squadra. La squadra sa di avere 20 punti di vantaggio. Mancano 9 partite, quello che manca, non hanno più voglia. Era da vederla. Stanno mollando. Volevo arrivare ai 100 punti, ma se giochiamo così non ne vinciamo più una. Doria, Cracker Doria, Biondini. Biondini per l'Adley. Ocampos, sveglia ragazzi, Ocampos, Martins. Wow, attenzione! White, 1-0 Leeds. Aidan, White, primo gol stagionale. Bravo, bravi. Bravi. Ocampos, attenzione Lindström, sì, non siamo neanche fortunati, però Cracker Doria. Il piccolo Cracker Doria. Oggi comunque ha giocato male anche Oba, gli attaccanti stanno un po' sonnecchiando, eh. Anche Ocampos male, ora rimettiamo Boga a destra che sembra più il suo ruolo. E Werner attaccante. Vediamo, che di solito quando gioca Boga a destra e Werner attaccante viene fuori sempre qualcosa di positivo. Vediamo. Intanto l'Huddersfield 4-2 col Blackpool. Quindi per l'Huddersfield ormai i 3 punti sono quasi assicurati in una partita incredibile contro il Blackpool. Siamo al 70esimo, Leeds 1, Millwall 0. Dai Fioi. Beck. Summer. White. Diouf. Austin. Ah, Dio mio. No, cagatissima, no, mamma mia, meno male che sono scandalosi il Millwall, mamma mia, sì, però Fioi, cioè ragazzi, mi ho capito che siamo di rincoglionirsi, però, cioè, dai. Mamma mia, un Leeds veramente nella fase finale è bruttino, molto, gol, molto brutto. Si sono un po' seduti, adesso ho da fare una bella riunione squadra e cerco di svegliarli per la fine stagione Ladley, Boga, mettila in mezzo, Boga! E c'è il gol! È pazzesco, Boga a destra, è mostruoso! Ranulf, Austin, 2-0.
Mamma mia, Boga ragazzi deve giocare a destra però, eh. L'ho preso come di sesto punto, spostiamo Campos a sinistra. Sposti Campos a sinistra e però veramente ragazzi Boga, adesso comincio già a far giocare a sinistra Campos buon 2-0, perché Boga veramente sembra devastante a destra. Ben fatto. Allora, vediamo quante partite mancano. Si mancano 9 partite e sono sempre 20 punti. Siamo vicinissimi alla promozione diretta. Vai, raga, andiamo con la terza partita e penultima perché ce ne spariamo addirittura 4. Cioè, perché voglio vincere sto stronzo di campionato. Intanto siamo matematicamente ai playoff. Formazione un po' diversa con Ocampo spostato a sinistra, Boga a destra che abbiamo visto che fa bene, Werner attaccante, difesa la solita, scusate. E Kramer e Biondini in centrocampo perché Nobel è sempre rotto e Austin è veramente molto stanco. Siamo contro il Bournemouth, boh, squadra famosissima, vabbè, alla marea del Milan, quindi sicuramente una merda, perché vabbè, siamo perdere ragazzi, siamo andati fuori anche con l'Atletico. Ma questi sono solo dettagli, era normale. Dobbiamo rifondare tutto, veramente. Bisogna rifondare la squadra, cioè, non posso vedere una squadra come il Milan abituata a primeggiare in Europa, vedere che siamo a 100 punti in campionato e fuori dalla Champions così, cioè, non si può vedere ragazzi, chi ama il Milan non può vedere una squadra così, e comunque penso che per il calcio italiano sono delle idee che non, cioè gufare troppo sia una cosa sbagliata da bar, è sempre bello tifare per l'italiana, almeno fino in finale, dopo beh, se proprio vuoi gufare in finale puoi anche gufare, però almeno fino in finale le squadre italiane devono andare, cazzo, perché fa bene per il calcio italiano e adesso però dedichiamoci qua a sto Bournemouth Leeds, questa squadra che dorme. Il Leeds si sveglia ogni tanto, ma rifà un'azione, due, back. Vediamo Boga a destra che sembra il suo vero ruolo, Boga, Boga, che poi in realtà è il suo vero ruolo, però può fare diciamo tre ruoli bene, però il naturale è il destro. Però l'avevo preso come come sostituto di Diouf, a sto punto vediamo Campos a sinistra, che però Campos è destro naturale. Mamma mia, bella azione, Biondini, peccato. Dai ragazzi, portiamola a casa. Boga, di testa non c'è nessuno, male male male. Boga ancora, Werner non riesce a prenderla. Dai, fino ancora calcio d'angolo. Lucas Ocampos, di testa qualcuno! Mischia in area, ma il Bournemouth recupera. L'Huddersfield che cazzo fa? Non lo so. Bravo Lisma, sbaglia, Pug. Occhio ragazzi, occhio. Bravo Ladley, Biondini, il biondo. Per Boga fa l'erroraccio qua. Ladley, back. Boga. Boga per Ladley, ancora Boga. Boga ancora per Ladley. Kramer. Attenzione Boga. Boga! Mamma mia cosa ha parato il portiere ragazzi. Una parata senza un senso logique. Uno dei nostri, niente, non c'è nessuno. La squadra purtroppo sta un po' sonnecchiando per i miei gusti, eh. Cioè, comunque se non c'è dopo il minimo di spendere, l'Huddersfield sta perdendo contro il Middlesbrough. In casa. Dai cazzo, andiamo a 23. Andiamo a più 23, bisogna vincerla questa. Kramer ha fatto molti errori, lo leviamo adesso. Però c'è anche Biondini, che è un po' stanco, però intanto proviamo, vai, un Leck Murphy per un Kramer non positivo. Ok. Si marcia tutte quelle stelle, ma in realtà è una pippa. Ok. Perché i valori potenziali dei giocatori sono molto ingannevoli, nel senso uno può avere anche tanto, però dopo può sfiorire, far cagate, dipende anche come si allena, dal carattere, come la realtà, insomma che Balotelli poteva avere un potenziale anche di essere un fenomeno, invece è un coglione de merda, cioè alla fine è così, madonna ragazzi, cioè, siamo già al 74esimo, disastrum totales. Vai Diouf, comunque Campos a sinistra, non lo vedo tanto, eh. Dobbiamo pensarci bene. Dai ragazzi, abbiamo 15 minuti. Dai fioi, l'Huddersfield perde ancora, portiamola a casa. Back. Back per Ladley. Biondini. Murphy per Martins. Oba appena entrato, ma questa è una mozzarella, non è un tiro però ragazzi. Cioè io non posso vedere ste robe, cioè. Fioi, non esiste, cazzo, dai. Ah, Madonnina, back. Il piccolo back. Per il piccolo Boga. Per Biondini. Martins doveva darla a profondità per Boga, vaffanculo, Oba. Ma d'altronde non è che ha una gran visione di gioco, Liz, niente da fare, ritorniamo da Summer.
E cazzo fai? Ecco. Tutorial su come cappellare un rinvio. Oh, cioè non stiamo a parlo, però non stiamo a parlo, gol. Gol, gol. Madonna che culo. Madunina del signor che bava. Oba. Fuori gioco di Oba. 85esimo, sarebbe bello sfangarla alla fine in classico stile comendiano. Niente, niente. Manca un minuto, segniamola adesso. Biondini, niente da fare. Rischiamo anche di prenderlo magari. Proviamo a fregargliela. Bravo, vai Lise. Murphy. Murphy ci prova alla fine. Murphy per i biondini, fallaccio di Horter. Mancano 30 secondi. Mamma mia, stiamo giocando male però, io spero sia solo perché siamo tranquilli, perché... Martins, ma... fuori gioco. Perché cioè, giocando così non si fa molta strada. 0-0, l'Huddersfield ha pareggiato alla fine, porca trota. Ma non ne dico niente perché teniamoli tranquilli. L'Huddersfield ha pareggiato alla fine, sempre 20 punti di vantaggio ragazzi. A 8 giornate dalla fine. Oh, la promozione! Sono matematicamente secondo probabilmente. Oh, bella, che sono felicissimi. Gratitudine verso il mister Marco Ardit. Sorpreso dalla squadra di Marco Ardit, benissimo. Promozione. Quindi ragazzi siamo promossi in Serie A. Sì cazzo, siamo in Premier. Quindi siamo matematicamente almeno secondi, però adesso penso con la prossima partita, con una vittoria siamo, anzi sicuro sì, con una vittoria siamo matematicamente primi. Quindi ragazzi andiamo a fare l'ultima partita. Vai Fiori. Allora, formazione invariata rispetto all'ultima partita. Li ho un po' caricati, vediamo. Dai Fiori, basta un punto, siamo primi matematicamente, le ultime giornate me le faccio io, così da poi partire subito dal 1° luglio. E... come si dice? E portare a casa... insomma, cominciare col mercato e la Premier League. Vai, offensivi, Fiore, prego, mi sembra. Col Doncaster in casa, c'è Fiore, dai. Volevo fare una partita tranquilla, senza problemi, perché ovviamente la squadra me l'ha detto anche nei giornali, è un po', cioè un po' mollato con la promozione, noi siamo già comunque secondi matematici con un punto, abbiamo anche il primo posto, quindi la vittoria del campionato, che comunque è sempre un trofeo, sono strasoddisfatto. Ho fatto una stagione incredibile, 20 punti di vantaggio a 9 giornate, a 8 giornate dalla fine, è una cosa fantascientifica, cioè, per carità ho avuto qualche bonus iniziale sicuramente, però sono riuscito a prendere i giovani giusti, che sto gioco ragazzi è difficile fare l'alchimia e trovare una quadratura della formazione, gol, grandissimo Campos. Trovare la quadratura della formazione con le intese tutto quanto, io parto i giocatori, ho cercato di fare il possibile per affiattare la squadra, per l'affiattamento e i risultati sono arrivati alla grande. È chiaro che in Premier League sarà tutta un'altra storia, non potrò fare un gran mercato il primo anno, devo cercare di conquistarmi l'Europa League per avere un bel po' di soldi, che proviamo, Fiori, che proviamo. E intanto siamo in Premier League, siamo in Premier League, siamo in Premier League, siamo in Premier League. È arrivata la promozione. Oh Campos, Werner. È ancora giovane Werner, fa un po' di cagate, boga. Quando sta piovendo a Lennon Road. E siamo Serie A, Serie A. Il Cumendone ha portato il Leeds in Serie A, Serie A. Serie A, para pa 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 pa. Siamo venuti fin qua, siamo venuti fin qua per vedere e dominare il Kumenda. E Ocampos è assente, ma porca trota ta 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 ta. Oh la 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 la. E l'Huddersfield sta vincendo con il Reading, la la la, non mi interessa. Il Leeds è in Serie A e siamo i campioni della Sky Bet Championship. Siamo noi, vaffanculo, Ladley. Non perderla, non perderla. Madonna che voce che ho, ragazzi, io devo fare il cantante. Togliamo Boga. Mettiamo
Austin per Kramer. Anche l'Adria è messo male. Vai. Siamo al 60esimo, ragazzi, all'Ellenro. Speriamo di non avere infortuni. Gol, mamma mia, Sommer. Attenzione, calcio d'angolo. Bravissimo Cracker Doria. Cracker Doria diventerà sicuramente un fenomeno, Su Cracker Doria non ho dubbi. Almeno nel gioco, chiaramente. Settantesimo, dai ragazzi, su. Diamo casetta con questo risultato. Portiamo a casa anche il trofeo. Dopo chiaramente ci ribecchiamo il 1° di luglio con il mercato e con la preparazione della squadra. E chiaramente farò il punto della situazione su tutti i vari trofei, su cosa ha vinto chi, campionato italiano, tutte queste stronzate qua. E ci sarà il resoconto della stagione, quindi sarà un video del resoconto e chiaramente ci sarà il mercato, quindi accetterò consigli, spiegherò un po' qual è il budget, quali sono i soldini che possiamo spendere e vedremo, insomma. E fischia, arbitro. 2-0 dell'Huddersfield. Dai che è finita. Oh, siamo noi, i campioni della Serie B inglese, siamo noi. Perfetto ragazzi, è arrivata, ormai era abbastanza annunciata, insomma, veramente 91 punti ragazzi, 91 punti, molto molto bene. Buono ragazzi, allora siamo lì, abbiamo vinto il campionato, come si dice, siamo in Serie A, ci si ribecca il 1° luglio per punto della stagione, quindi chi ha vinto i vari campionati, budget che ho e consigli sugli acquisti. Raga, un saluto dal commendatore veneziano, questo Leeds è pronto a dominare anche in Premier Division. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.